Con 3.500 ettari di vigneti distribuiti tra Trentino Alto Adige e Sicilia, 1.600 soci conferitori e un bilancio 2024 che ha superato i 212 milioni di euro, il gruppo Mezzacorona si è presentato al tradizionale appuntamento del Vinitaly con la consapevolezza di essere uno dei principali protagonisti del vino italiano nel mondo. Una delle più importanti realtà cooperative del settore, Mezzacorona realizza l'80% del fatturato all'estero, esportando in ben 70 paesi. E guarda già alle sfide future, dall'instabilità geopolitica ai dazi imposti dagli Stati Uniti, uno dei mercati storici di riferimento. Io sono fiducioso che il lavoro della diplomazia riuscirà a contemperare anche questo problema. Siamo concentrati, cerchiamo di, in tutti, diciamo così, i gangli del bilancio e anche del nostro lavoro, di attutire questo problema, anche promuovendo, diciamo, sul mercato nuovi prodotti, ma già lo stavamo facendo, non è che prima non si lavorava e adesso che ci sono i dazi si sta lavorando, però dovremo essere più concentrati a cercare di migliorare le performance del gruppo. Purtroppo ci sono, adesso vanno gestiti, sicuramente le nostre politiche saranno rivolte ad incidere il meno possibile sul reddito dei nostri soci, dei nostri conferenti, e sicuramente ci saranno degli aumenti sul mercato americano, però vediamo nei prossimi giorni quale sarà anche la strategia da applicare a medio e a lungo termine. Devo dire, abbiamo anche la fortuna di avere la Prestigio Import, che è il nostro importatore, la nostra società di nostra proprietà. Questo ci dà un vantaggio competitivo sulle scelte in questo momento non indifferenti. Reduce dal successo ottenuto nel concorso Mundus Vini in Germania, dove è stato premiato come miglior produttore italiano 2025, il gruppo ha scelto il palcoscenico di Verona per presentare il nuovo rosso. È una nuova reinterpretazione del Teroldego, insomma un nuovo modo di vedere il vitino a bacca rossa, principe del Trentino, insomma il vitino più storico della regione. È un blend di Teroldego coltivato rigorosamente in pianura italiana, associato a un 50%, quindi 50% uva Teroldego, il rimanente 50% diviso tra Cabernet Sauvignon e Merlot, quindi taglio bordolese, la cui coltivazione è fatta nella parte nord del lago di Garda, quindi zona Riva del Garda oppure Arco. Gli enologi hanno ricreato un vino rosso passito, ma di stile moderno, vale a dire che ritroveremo tutti i profumi molto importanti al naso, quindi frutta matura, confettura, un pochino di tabacco, cacao, sottobosco che derivano dalla maturazione in barricche, e in bocca una gran pienezza gustativa, proprio un vino che entra al palato e lo avvolge a pieno. E la modernità sta invece nel fare che questo vino, nonostante sia così pieno, rimanga beverino, quindi che sia piacevole, un'acidità spinta, un tannino presente ma contenuto e delicato, che mantenga bevibilità. Mezzacorona conferma inoltre il proprio impegno per accrescere e consolidare una cultura del bere consapevole. Noi come settore dobbiamo innanzitutto essere protagonisti in prima fila su una politica del bere consapevole, dobbiamo promuovere un consumo moderato, dobbiamo insegnare alle nuove generazioni che il vino è una bevanda che va consumata non con discriminazione in certi momenti della giornata, ai pasti. Il vino è un prodotto che va degustato e che va apprezzato, e noi dobbiamo essere i primi come produttori a promuovere questa politica. In certi paesi dell'Europa ci sono problemi di abuso, dobbiamo ammetterlo, però non credo che sia con la criminalizzazione e con l'imporre etichette allarmistiche che si risolve questo problema. Questo problema si risolve educando il consumatore. In questa prospettiva stanno assumendo un peso specifico anche a livello commerciale le proposte dealcolate e quelle low alcohol. Un'altra opportunità commerciale noi la stiamo verificando a livello di gruppo per produrre magari anche noi nei prossimi mesi dei prodotti alcol zero. Già stiamo invece producendo dei prodotti low alcohol con una leggera riduzione alcolica che stanno ottenendo un buon successo sul mercato.